sul Timonchio a Caldogno e sull'Anogua a Trissino e Arzignano, e la liquidazione dei contributi è da oggi alla Corte dei Conti. 25 milioni di euro per un bacino sul torrente Timonchio a Caldogno e altrettanti per l'invaso sui fiumi Agno-Gua a Trissino ed Arzignano. Li ha stanziati la Giunta regionale, che ha approvato oggi la prima lista dei nuovi bacini di laminazione contro il rischio di alluvioni in Veneto. I due invasi, rispettivamente da 3,3 e 3,5 milioni di metri cubi d'acqua, sono gli unici per cui c'è già lo stanziamento, e per quello sull'Agno-Gua si tratta solo del primo stralcio. Tutti gli altri invece sono ancora allo studio di fattibilità e quindi con cifre tutte da definire, ma nella lista degli interventi prioritari ci sono un bacino da 1 milione di metri cubi a monte di Viale Diaz a Vicenza, un nuovo invaso a Sandrigo e Breganze sull'Astico e un altro a Torre di Quartesolo sul Tesina, in località Marola, e l'ampliamento del bacino sul torrente Chiampo a Montebello. Si tratta del primo stralcio del piano da 2,7 miliardi di euro che permetterà di trattenere a monte 29 milioni di metri cubi d'acqua. Intanto la liquidazione dei contributi sui danni dell'alluvione è da oggi al vaglio della Corte dei Conti. È stato il governatore del Veneto Luca Zaia a consegnare personalmente l'ordinanza del commissario all'emergenza alluvione alla sezione regionale di controllo. Il visto della Corte dei Conti sul provvedimento è un passaggio obbligato per dare l'avvio ai risarcimenti. Si avvicina dunque il momento in cui i sindaci potranno cominciare a chiedere i giustificativi di spesa per pagare sia i cittadini che le imprese. Per le aziende il tetto è di 30.000 euro per gli arredi ai veicoli, mentre verrà liquidato esattamente il 75% dei danni interni e il 30% delle scorte. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato i contributi